Amici bellini, buongiorno, buonasera, buonanotte a tutti, perché io mi sveglio e leggo certe cose, quindi le dobbiamo commentare con serenità. Cominciamo. Allora, prima di tutto facciamo le cose belline, benvenuto, ma io direi bentornato perché io questo nickname me lo ricordo, Gibernile, lo chiamo Gibernile, non lo so. Comunque bentornato, ci sono iscritti che vanno e che vengono, voi se siete nuovi iscrivetevi al canale lì e stiamo tutti a posto, visto che sono giornate caldissime e ci stiamo avvicinando paurosamente all'inizio del campionato con poche certezze. Avete visto la nuova emoji, pochissime certezze, quindi voi lasciate un like di speranza. A questo punto il like serve speranzoso perché le ultime notizie vogliono di un Fabian richiesto da PSG e parlano di cifre 25, 30 eccetera eccetera. È chiaro che di fronte a una prospettiva del genere si potrà dire miracolo sportivo, capolavoro, il famoso capolavoro economico, bravo della Laurentiis, perché il giocatore che va in scadenza l'anno prossimo non te lo pagano niente, ed è tutto giusto come si è detto per Koulibaly eccetera eccetera. Però noi dobbiamo sapere pure con quale squadra dobbiamo farla questa stagione. A questo punto ce lo dobbiamo chiedere, perché Levi Ospina, l'inizio della famosa struttura, no? la spina dorsale, levi Koulibaly, se levi pure Fabian dalla spina dorsale e hai tolto pure Mertens dalla spina dorsale, che però veniva utilizzato poco eccetera eccetera, e resta della spina dorsale così Osi, che è molto nervoso. Questa poi è la realtà attuale. Poi è chiaro che ad oggi l'ha detto pure Spalletti, quando è stato ieri, l'altro ieri, non lo so, non mi ricordo nemmeno come mi chiamo, ha detto io non me l'aspetto, forse è la società che se lo aspetta perché la rosa è incompleta, cioè lo sta dicendo in tutti i modi, e Spalletti anche con il linguaggio del corpo, insomma lo vedo un pochino non preoccupato ma comunque pensieroso per questa squadra che sta cercando di ricostruirsi intorno a questo 4-3-3, e dobbiamo pure ragionarci, perché io vi avevo detto una cosa da intuizione pura, senza saperne leggere né scrivere, che nelle idee di Spalletti se Zielinski è sceso un pochino nelle gerarchie, no? Perché togliendo da mezzo il 4-2-3-1 con Zielinski dietro la punta, Spalletti ci ha detto se Zielinski lo posso arretrare un pochino eccetera eccetera. Nel frattempo si era paventata l'ipotesi di Lobotka, Anguissa e Fabian, con Anguissa e Fabian che si possono spostare a destra o a sinistra, abbassarsi a turno per aiutare la costruzione dal basso insieme a Lobo, e uno che poi va così, perché poi nel secondo tempo della partita con l'Espagnola abbiamo visto anche un Anguissa che quando Zielinski viene a prendersi il pallone Anguissa resta un po' più alto, perché bisogna accompagnarla l'azione, ragazzi, perché sennò Osi è troppo isolato, e dobbiamo capire Kvara come si introdurrà nella questione calcio italiano, perché ce li ha i numeri, ce li ha i colpi. Qualcuno dice ma mo è troppo innamorato del pallone. Calma, vediamolo nelle partite vere, sicuramente sarà un giocatore che verrà mazzoliato dai difensori avversari, e su questo non c'è dubbio. Quindi veniamo a sapere, io mi sposto pure da quest'altra parte, perché tra le varie notizie quando esce il discorso di Fabian, che è plausibile perché Giuntoli l'ha detto, noi abbiamo un rapporto straordinario col ragazzo, se ci porta un'offerta noi la valutiamo, e quindi così può essere pure che Fabian nel frattempo, che si sta allenando anche bene, nel frattempo l'offerta l'ha trovata e gliel'ha portata. Quindi dobbiamo vedere se effettivamente questa storia del PSG si concretizza. E poi il Napoli ha due opportunità. Un'opportunità è praticamente promuovere Elmas, diciamo, perché Elmas comunque ricordiamo che è stato uno dei giocatori, forse se non il giocatore più utilizzato da Spalletti per minutaggio l'anno scorso. Allora Spalletti di Elmas si fida, sappiamo che è un jolly, alla gente a Napoli piace dire non si sa né carne né pesce, non si sa, gioca dappertutto, si adatta e ti garantisce comunque una prestazione più o meno in tutte le zone del centrocampo, mezzo alla sinistra, a destra, sotto punta, esterno alla Insigne, esterno anche alla Politano, rincorre gli avversari, insomma Elmas ti dà questa duttilità. Allora tu togli Fabian, potrebbe salire Elmas nelle gerarchie ed essere o titolare addirittura, il che non mi dispiace, perché se ce lo fai titolare gli ritagli
una posizione più precisa, può crescere di livello e di prestazione. Oppure ritorna Zielinski, quindi in questo centrocampo a 3 Lobotka, Anghissà e Zielinski potrebbero cominciare, con Elmas pronto a subentrare a qualunque di questi 3, con Demme sempre vice Lobo, comunque che può fare la mezzala, e questa mo è la situazione così. Si può anche paventare l'ipotesi, quindi confermi, avanza Zielinski, dietro di lui avanza Elmas, senza Fabian questi hanno più minutaggio e ti conservi Gaetano, e quindi ti confermi il giovane che ti può essere utile nelle turnazioni eccetera eccetera, magari nelle partite pre-Champions ti prendi certi rischi e lo puoi anche fare, così. Poi c'è chi ci sta invece che dice la seconda opportunità che il Napoli poi reinvesta questi soldi per fare un acquisto importante. È chiaro, il sogno Szoboszlai è quello, il sogno così, però sono operazioni secondo me complicate che se tu hai impostato tanto tempo fa, allora magari la puoi anche risolvere in qualche giorno. Se invece la devi impostare adesso, per come sono i contratti del Napoli, è abbastanza difficile. E quindi si parla di Frattesi, ma io perché mi sono spostato? Perché quando è uscito il nome di Frattesi, dopo poche ore esce questa cosa qua, con la Juve che interessa Frattesi. Ma per forza, la Juve gli interessa Mertens, la Juve gli interessa Koulibaly, la Juve gli interessa Raspadori, alla Juve interessa Frattesi. Sembra una barzelletta che ogni volta che il Napoli spunta un nome che può interessare al Napoli, interessa pure a loro, e quindi ti senti, mamma mia, se questi mo fanno l'offerta pesante se lo pigliano, e quindi rallenta tutto, oppure aumenta il prezzo, vedi i rapporti poi tra le squadre, Sassuolo Juventus, e non c'è niente da fare. Queste sono verità non scritte del calcio, i rapporti tra le società, no? Le società, non società satellite, ma una società amica con la quale fai degli scambi, con la quale accetti anche delle dilazioni, non so, di dilazionare i pagamenti eccetera eccetera. Ricordiamo l'operazione Locatelli, ricordiamo che Marotta, quando stava ancora la Juventus, disse no, ma poi il Sassuolo non deve vendere Politano al Napoli, non hanno bisogno di vendere. Ragioniamo su tutte queste cose qua. Nel frattempo, visto che esce il nome del Paris Saint-Germain, ritorna il nome di Navas, anche perché per Kepa non si sente più nulla, un paio di giorni che non si parla di Kepa, è fatta, non è fatta la clessidra, e non se ne parla più. Quindi abbiamo ancora il problema del portiere, con Meret che non va più allo Spezia, o comunque non si sa, con Nikita Contini che ha fatto una grande partita, ma c'è sempre questo alone della Sampdoria su Nikita Contini, e il Napoli che deve ancora risolvere. Bisogna risolvere in fretta, signori miei, non arriviamo al 15 agosto, vi prego, non facciamo la partita di esordio del campionato con Meret con un piede fuori dalla porta e un piede così diventa, ci prendiamo dei rischi, poi magari il Napoli vince, tutto a posto, va bene, però ti stai prendendo dei rischi forti. Non sappiamo quindi il fatto di Raspadori, non sappiamo il fatto di Simeone, non sappiamo niente, in questo momento non sappiamo niente. Sappiamo però che nel frattempo Insigne ha fatto un bel gol, andatevelo a vedere, si è fatta la capa gialla come ogni tanto faceva, come ha fatto anche Mertens, e ha fatto un bel gol, si è preso il pallone, Birilli, i difensori che non se lo marcavano, e ha tirato a giro più o meno, ma non sul secondo palo, sul primo palo, e li ha fregati. Vedi quanto è importante un po' la Politano, che comunque fa questo rientro e poi ti ha tirato forte sul primo palo. Gran bel gol di Insigne. Nel frattempo leggo che Haaland già ha fatto doppietta, leggo che Koulibaly ha esordito col Chelsea, ha chiuso con i crampi e l'hanno pure sfottuti, dice questa è la Premier League, ti devi mettere in forma perché non è il campionato italiano, muoviti. Però nel frattempo segna Jorginho, risolve il Chelsea, e il Manchester United con Cristiano Ronaldo in panchina perde la sua prima partita. Ci sono una serie di cose importanti nel mondo, perché non esiste solamente il pianeta Napoli, che in questo momento gira molto lentamente intorno all'universo della Serie A, però forse il calcio nel mondo è anche un po' più interessante, non lo so, ci sono le novità, questo è tutto da vedere. Nel frattempo segnaliamo anche questa cosa, perché noi l'abbiamo detto, i contenuti dei pensieri di De Laurentiis sono anche indiscutibili, ma il modo in cui lo dici eccetera eccetera, e come vedete la reazione è questa, e pare addirittura che non si può permettere di dire certe cose. Questo poi alla fine è il tutto
è il tutto che noi diciamo a Della Vedova. Come presidente, come gestione della società va pure bene, in qualche modo galleggeremo sempre tra terzo, quarto, quinto, sesto, alle volte secondo posto. Alla fine riesci a mantenerti ad alti livelli, dipende anche dalle altre società, però certi modi ti fanno crescere, migliora l'immagine della società nel mondo, certi giocatori sono più invogliati a venire a Napoli, forse no. E quindi questa è una delle riflessioni che noi facciamo giorno dopo giorno sulla gestione della comunicazione di De Laurentiis. Penso abbiate visto tutti quel video dove Manuel Parlato gli chiede una battuta e lui no, canale 21 non va, specialmente con canale 21 perché voi siete compositi, eccetera eccetera, con Lombardo gli agguati, ma non sono agguati, ti chiede una domanda puoi rispondere no, non è il caso, senza essere, capito, risultare, non è che uno è, ma risulti poi antipatico con certe risposte, e la stampa ti deve aiutare nei momenti di difficoltà, invece non ti aiuteranno se tu te li fai tutti nemici. Queste sono un po' le problematiche. Al momento non sappiamo niente. Questa offerta, se si dovesse concretizzare questa offerta, io avevo detto almeno non tocchiamo il centrocampo. Se si dovesse concretizzare questa offerta per Fabian Ruiz, il Napoli potrebbe fare uno sforzo per Raspadori e non ci pensi al centrocampo, perché non penso proprio che il Napoli si può pigliare sia Frattesi che Raspadori. Non credo proprio sia nelle nostre possibilità, corde o volontà, di fare tutto ciò. Però potresti riversare parte di questi soldi guadagnati su Raspadori e almeno sistemi una cosa che ti deve portare un po' di imprevedibilità in attacco e qualche gol in più, perché alla fine poi le partite si vincono con i gol, devi essere un po' imprevedibile e magari riesci a fare un gol più degli avversari, che questo poi ti porta a vincere le partite, e noi dobbiamo vincere le partite per far tenere l'entusiasmo in piedi dei tifosi e della squadra stessa, perché i tifosi, a parte la squadra che deve avere entusiasmo e deve sentire che sta lottando per qualcosa, perché ricordatevelo sempre, il Napoli che lotta per il primo posto, quello là dell'epoca, in qualche modo arriva sempre in Champions, poi magari si deprime quando vede che non riesce ad arrivare alla vetta, ma oramai è arrivato lì, se c'hai le spalle coperte da un grande inizio. Il Napoli che non lotta più per quello, che ogni tanto l'Europa League rischia di andare in depressione, rischia di crearsi quelle cose, ma ci sono dei giocatori nuovi, è una squadra completamente rinnovata e magari, voglio sperare, che tutti questi giocatori nuovi siano meno influenzabili da quest'alone di depressione che poi coinvolge i tifosi e l'ex spogliatoio. Vediamo quello che succederà, noi stiamo in campana, io sono praticamente già in viaggio, devo organizzarmi, quindi sentirete di me tra Instagram e cose varie, quei video probabilmente arriveranno dal telefonino, voi sarete magnanimi e longobardi, diceva Totò, capirete le mie difficoltà tecniche e mi aiuterete con like e condivisioni. Da New York Valerio Fluido è tutto, e tra un po' potrebbe essere Napoli, potrebbe essere Milano, potrebbe essere Roma, Castel di Sangro oramai è fatta, non si capisce, comunque tutto a posto, già problemi tecnici, tutto a posto. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok? Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.